Ha ragione De Carlo non deve confrontarsi con me e io non devo confrontarmi con De Carlo, quindi io mi rivolgevo ai sindaci della Lega e ai miei dirigenti. Risponde con una frase secca Mario Conte alle parole di Luca De Carlo, intervenuto su quel meglio soli che male accompagnati che alla convention della Lega nella cornice di Santa Caterina ha gettato le basi per l'avvio della campagna elettorale. Una frase buona per strappare degli applausi, meno buona per governare e approcciarsi ai tavoli. Così De Carlo ai nostri microfoni ha risposto all'alleato Conte, che ribatte la sua lontananza dalla partita in gioco, mettendo tutto in mano al segretario del Carroccio Veneto Alberto Stefani. Una guerra di consensi per il nome in regione, partita da cui il primo cittadino di Treviso si è presto voluto sfilare. Rispetto alla posizione di De Carlo, però non capisco nemmeno perché sia intervenuto su questo tema. Lapidario, ma Conte tira dritto e vuole spendersi sul suo territorio. Secondo la classifica del Sole 24 Ore, il sindaco è quinto per indice di gradimento, primo in Veneto tra i capoluoghi di provincia. Dopo 7 anni di mandato il mio gradimento è ancora superiore al 60%, sono certamente soddisfatto, però non è un motivo per abbassare la guardia e per rilassarsi, ma è uno stimolo per far sempre di più, perché sono quinto ma non sono primo. Primi posti della classifica, occupati per lo più da sindaci di centrosinistra, pochi infatti sono i primi cittadini di centrodestra. Vuol dire che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo servire ancora meglio ai nostri cittadini, perché l'obiettivo è quello di renderli sempre più soddisfatti e orgogliosi della propria classe dirigente.